Siamo con Sara De Vido, professoressa associata di diritto internazionale di Ca' Foscari e delegata della rettrice alla parità di genere. Buon pomeriggio a Professor- tutte e a tutti, buon pomeriggio. Lei parte già con l'uguaglianza di genere, già nel saluto. Buongiorno a tutti e a tutte, mi pare bene. Con lei oggi noi parliamo del GAP. Cos'è il GAP? Il GAP è il Gender Equality Plan, ovvero il piano sull'uguaglianza di genere. Si tratta di un insieme di azioni e di impegni che mirano a promuovere l'uguaglianza di genere all'interno di varie organizzazioni, nel nostro caso dell'Università Ca' Foscari. E l'intento è di promuovere dei cambiamenti istituzionali e culturali. È un requisito della Commissione europea per i finanziamenti alla ricerca che verranno erogati a partire da quest'anno. Certo. Ca' Foscari cosa ha fatto in questo campo? Ca' Foscari è già molto avanzata sul piano della parità di genere, abbiamo infatti numerose iniziative che prima del GEP erano state adottate, inclusa una certificazione Family Audit che appunto introduce attività come lo smart working, il co-working e il telelavoro, avevamo già le carriere alias per gli studenti e le studentesse in fase di transizione, quindi c'era già un'attività di questo tipo. Il Gender Equality Plan ha come obiettivo quello di raggiungere una parità che si dice essere una parità di fatto, cioè quella di contribuire all'eliminazione di quegli ostacoli che consentono una parità effettiva. Voi avete adottato il GEP il 26 gennaio, mi diceva come senato accademico. Questo è dipeso anche dal fatto che avete una rettrice donna, che quindi forse magari spinge un po' di più verso questo fronte? Sicuramente la sensibilità di genere dei vertici di un'organizzazione quale l'università è un elemento fondamentale, quindi la rettrice, la professoressa Lippiello, ha da sempre dimostrato una grande sensibilità per le tematiche di genere. È chiaro che questo requisito è un requisito che viene richiesto dall'Unione Europea, ma è anche del tutto evidente che se al vertice di un'organizzazione non vi è una sensibilità nei confronti di questi temi, ecco che allora i risultati sono molto più difficili da raggiungere. Il vostro piano per l'uguaglianza di genere si sviluppa in 50 azioni, che sono un numero importante. Ce ne vuole raccontare qualcuna di queste azioni? Perché 50 da raccontare forse sono un po' troppe, ma ce ne saranno sicuramente alcune che magari sono più importanti di altre, o forse no. Sì, grazie. Beh, le azioni sì, sono numerosissime, sono azioni che si sviluppano in un orizzonte temporale piuttosto lungo, cioè fino al 2024, riguardano 6 ambiti diversi dell'organizzazione universitaria, cioè il reclutamento e le progressioni di carriera, l'organizzazione e la ricerca e l'insegnamento, le posizioni di vertice, il contrasto alla violenza di genere, l'equilibrio vita privata e lavorativa. Tra le azioni posso segnalare sicuramente l'aggiornamento delle linee guida sul linguaggio inclusivo per la comunicazione interna ed esterna dell'Ateneo, al fine di renderla il più inclusiva possibile. Noi abbiamo già delle linee guida sul linguaggio di genere, ma il nostro intento è quello di aggiornarle e renderle il più possibile inclusive. E poi naturalmente azioni dal punto di vista didattico, quindi aumentare ancor più la presenza di master, corsi di alta formazione, corsi online minor sulle tematiche di genere e della diversità, l'orientamento anche per le scuole superiori, misure volte attraverso delle linee guida, ad esempio, a superare la simmetria di genere nei panel e nei convegni, quindi per evitare panel interamente maschili. Abbiamo pensato poi di istituire anche una figura di delegata alla parità di genere nei vari dipartimenti e l'estensione del profilo alias anche al personale amministrativo in base ad uno studio di fattibilità che vorremmo condurre il prossimo anno. Certo. Ci sono tante azioni, anche piccole azioni concrete. A me viene in mente il distributore automatico di assorbenti, è una piccola azione però è una conquista, giusto? Sì, questa è un'azione che adotteremo come progetto pilota innanzitutto perché vogliamo vedere la risposta da parte delle studentesse, una risposta che cercheremo di monitorare attentamente proprio con l'aiuto delle studentesse. C'è stata richiesta da una parte delle studentesse della comunità Ca' Foscarina e quindi il progetto pilota è proprio volto a capire se questi distributori rispondono ad una necessità, se sono utili e come verranno appunto recepiti dalle nostre studentesse.
E vorrei sottolineare che per quanto riguarda appunto la distribuzione di assorbenti, terremo conto anche di un'altra mission del nostro Ateneo, che è la sostenibilità, per cui questi distributori saranno distributori di assorbenti, ma appunto sostenibili, e questo credo che sia anche un altro messaggio importante del nostro Ateneo. Certo. A che punto è Ca' Foscari nel percorso verso l'uguaglianza di genere? Allora, dunque, per quanto riguarda i numeri e i dati che aggiorneremo, perché è una delle azioni del GEP quella di rivedere il bilancio di genere, ma abbiamo dei dati che ci vengono dal recentissimo bilancio di sostenibilità del nostro Ateneo. Allora, vediamo soprattutto nel settore accademico una segregazione verticale e in particolare nel personale docente la presenza femminile è del 28% contro gli ordinari del 72%, quindi si vede, ma non è una peculiarità di Ca' Foscari, cioè è generalizzato a livello italiano e anzi anche a livello europeo, quindi è un problema scalfire il soffitto di cristallo in generale. Quindi sicuramente i dati dimostrano che c'è un problema di disuguaglianza di genere. È anche vero che il nostro Ateneo ha dimostrato con le azioni che già citavo prima, ma anche con molte altre, con convegni, seminari che organizziamo periodicamente, ha anche dimostrato una grande sensibilità. E l'obiettivo del GEP è quello davvero di creare questa cultura, che è una cultura di genere ed è una cultura inclusiva che tiene conto di molteplici forme di discriminazione e che quindi è proprio volta a creare anche un cambiamento culturale, che è chiaro che non può avvenire dal giorno alla notte, questo è del tutto evidente, ma che vuole costruire attraverso, come diceva lei appunto, piccoli passi concreti il raggiungimento di un'uguaglianza di fatto. Cosa vuol dire oggi uguaglianza di genere? È una domanda molto complessa. La parità di genere è un obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E parlare oggi di parità di genere significa non semplicemente adottare, non significa semplicemente non discriminare, significa adottare delle azioni positive che siano volte al raggiungimento di una parità di fatto. Azioni positive vuol dire quindi un impegno costante da parte delle istituzioni, di organizzazioni come le università, ma anche lo Stato in senso più ampio. E credo che oggi parità di genere voglia anche dire parità di genere nel senso più inclusivo possibile, come dicevo prima, tenendo conto di molteplici forme di discriminazione, il che vuol dire essere donna, essere appartenente ad una minoranza, discriminazioni in base all'età e così via. E vuol dire anche oggi sviluppare una cultura e una sensibilità di genere il più possibile inclusiva, quindi considerando i generi, considerando le differenze, una cultura che parte dall'educazione. L'università ovviamente ha questa missione, l'educazione nei confronti delle giovani generazioni, e credo che sia proprio questo parlare di parità di genere oggi, intervenire nella società e intervenire appunto tra i giovani e con l'educazione per maturare una sensibilità di genere, perché le discriminazioni nei confronti delle donne, nei confronti degli altri generi sono discriminazioni estremamente radicate nelle nostre società e quindi scalfirlo richiede un lungo lavoro, ma un lavoro che parte proprio dall'educazione. Bene, allora con l'impegno e con l'augurio di riuscire a scalfire, io la saluto e la ringrazio. Grazie, grazie mille dell'invito, grazie. Grazie.